bentrovati. Oggi facciamo delle polpette, però questa volta soltanto di verdura, non ci mettiamo la carne. Diciamo che possiamo farla passare come un piatto leggero, anche perché queste verdure qua noi non li friggiamo, ma li mettiamo in forno. Quindi, siamo bravi, siamo bravi. Ovviamente cosa ci serve per questa ricetta? Delle patate, della bietola che abbiamo avuto l'accortezza di cucinarla sempre la sera prima perché poi va messa a scolare non con la pasta, del sale, del pangrattato che ci serve poi successivamente, non ci serve nell'impasto, e del parmigiano. Diciamo che patate più o meno per 3 patate usiamo 100 grammi di verdura. Io ho usato la bietola, però possiamo usare anche la cicoria, quindi a secondo quale vi piace di più come verdura. Prima di iniziare però vi voglio far vedere una cosa. Vi ricordate lo sfornato di zucca e broccoli? Bene, questo è il risultato. Perché non l'avevo tolto visto che era troppo caldo. Ecco qua, l'abbiamo guarnito con qualche ciuffetto di broccolo, è pronto per essere mangiato. E allora, a parte questo, iniziamo la nostra ricetta vera e propria. Cosa dobbiamo fare? Frulliamo la nostra bietola, sempre nel nostro fedelissimo frullino. Questi qua diciamo che sono quasi 200 grammi di bietola e quindi mettiamo una patatina in più. Ecco qua. Infatti sono 4 patate di media grandezza, ce n'è una più grande, ma va bene così. Questo è anche un modo, diciamo, furbo di far mangiare le verdure ai bambini, perché, diciamo, raccolte in queste, in queste polpette, chissà che cosa, sembra chissà che cosa, ma alla fine è soltanto della bietola, quindi per i bambini è preferibile magari mettere la bietola che è più dolce come gusto, poi non lo so, vedete voi. Ovviamente togliendo l'acqua è un po' più difficile frullare la bietola, allora noi ci mettiamo un goccio d'olio, ma giusto un goccio per fare in modo che si riesce ad amalgamare bene e a frullare bene. Ecco qua, un altro pochino. Anzi, io ho avuto l'accortezza di tagliarla pure a pezzettini prima di, diciamo, frullarla per facilitare, diciamo, la frullatura. Ecco qua, giusto altri 2 tocchetti e ci siamo. Sono cose carine, dai, non sono preparazioni difficili, li possiamo fare tutti. Ok, nel frattempo cosa facciamo? Sbucciamo le nostre patate che abbiamo precedentemente cotto, ovviamente, perché la cottura della patata è un po' più lunga, per cui i tempi... Ma queste sono quelle preparazioni che uno può tranquillamente fare prima e prepararseli per quanto poi gli servono. Non è che deve fare tutto al momento. Al momento basta solo l'assemblamento di tutti gli ingredienti e quindi poi l'esecuzione della ricetta vera e propria. Quindi schiacciamo queste patate in una ciotola. Ecco qua. È un'idea carina, anche perché, ve l'ho detto, pur un modo, diciamo, simpatico per far mangiare le verdure ai nostri bambini, perché diciamo che i bambini con le verdure sono un po' restii, però tutto sta a fargliela assaggiare la cosa, magari camuffarla in questo modo, camuffarla con
in altri modi, però è importante che... E poi vanno abituati a mangiare queste cose, non è che perché uno dice non ne voglio e a prescindere. Io ricordo quando ero piccola, non mangiavo gli spaghetti. E un giorno mia nonna mi fece uno scherzetto, cucinò gli spaghetti, io non li volevo. Non so se non li volevo perché non mi piaceva il sugo che c'era o non mi piaceva lo spaghetto vero e proprio. E allora a tavola, torniamo da scuola, a tavola questo bel piatto di spaghetti e io giustamente ho detto no. Adesso una mamma cosa avrebbe fatto? Gioia di mamma, e cosa vuoi? Cosa ti faccio? E avrebbe sicuramente provveduto a fare qualcos'altro o già a prescindere, sapendo che non gli piaceva, gli avrebbe preparato qualcosa. Per me non è stato così. E praticamente niente, dice o questo o niente. Erano le 5 del pomeriggio, c'era il piatto di spaghetti sul tavolo, e non è una barzelletta, è vero, il piatto di spaghetti sul tavolo, e io a un certo punto ho iniziato ad avere un languorino, perché dalla mattina a scuola avevo fatto solo colazione, poi la merenda, diciamola, a scuola il panino, alle 5 del pomeriggio capite voi che un po' di languorino c'era. E cosa andavo a fare? Tutti, diciamo, i mobili erano chiusi, a chiave non c'era niente, non potevo andare a sbirciare e trovare la merendina, cose che poi tra l'altro nemmeno c'erano all'epoca, quindi voglio dire, praticamente ho iniziato, mia nonna dice hai fame? Gli spaghetti sono là, non ha avuto nemmeno l'accortezza di riscaldarmeli, quindi ho dovuto mangiare quegli spaghetti, così, anche freddi. Capite bene, era il periodo invernale, era il periodo della scuola. Diciamo che eravamo a primavera, va? Quindi, però, già non mi piacevano mangiarli freddi, lascio a voi. Io adesso mangio gli spaghetti in un modo proprio vergognoso, mi piacciono tanto, però, che vi devo dire, è stata una lezione di vita, nel senso che io sono grata a mia nonna per queste cose, perché dette così sembrano un pochettino, ehm, dice ma maltrattamenti non è vero. Certamente come adesso nemmeno, perché siamo a casa 4 persone e si fanno 4 preparati diversi e non mi sembra tanto bello. Ovviamente non voglio fare polemiche, per carità, però se c'è un bambino è chiaro che l'accortezza ad avere un'alimentazione diversa è logico che rispetto a noi grandi, cioè se io mangio peperoncino piccante, certo non lo posso far mangiare a un bambino, ci mancherebbe, però nelle piccole cose, o in questo caso nella verdura, cioè che può mangiarlo, perché non devo perderci un po' di tempo e fargli capire che comunque quello lo deve mangiare e non preparare tante cose come si fa adesso, perché ci sono 4 persone e si fanno 4 cose diverse. Scusate questo siparietto poco felice forse, però è così. E allora, noi ci siamo preparati questa, diciamo le patate. Mettiamo nelle patate, un attimino mi sciacquo le mani. E beh, forse vi ho intristito con questo racconto, ma no, fa parte della vita. E allora, mettiamo la nostra bietola qua dentro. Ecco qua. È scolata bene, quindi vedete com'è asciutta. Non so se riuscite a vederla com'è bella asciutta, ecco, perché l'abbiamo cotta la sera prima, ricordatevi la sera prima. Ecco qua. Un po' di sale, perché nelle patate sale non ce n'è, quindi un po' di sale, nella bietola non c'è nemmeno, del parmigiano o del formaggio che gradite voi, sempre, questo ve lo ripeto sempre, è un discorso diciamo personale, ecco. Intanto vediamo se abbiamo acceso il forno, sì, forno a 200 gradi, ecco qua, così poi ci serviranno per... E allora, amalgamiamo il tutto.
patate, lieto e formaggio. A rigore possiamo mettere anche un uovo se vogliamo, però lasciamo tutto al naturale. Ecco qua. Bisogna continuare il discorso con le mani, inutile. Ovviamente, diciamo che quello che gli dà profumo è semplicemente questo formaggio, per cui noi ne mettiamo un altro poco. Non ci sono altri aromi, ecco, soltanto le patate, la bietola in questo caso e il formaggio. Perfetto. A questo punto cosa dobbiamo fare? Abbiamo amalgamato per bene il nostro impasto, vedete? Riuscite a vederlo? Ecco qua, in modo che si amalgama bene sia la patata sia la bietola. E passiamo a fare le nostre polpette. Allora, cosa facciamo? Dobbiamo fare le polpette e passarle nel pangrattato, anche perché è quella cosa che gli dà la solidità una volta messi in forno, ok? Quindi facciamo così. Facciamo una sorta di polpetta, la schiacciamo leggermente, allora facciamo una sorta, ve la faccio vedere in camera, la schiacciamo così, vedete? Non è rotonda rotonda, la passiamo nel pangrattato questa volta, ecco qua, la passiamo nel pangrattato e la mettiamo per adesso sul piatto e poi la metteremo nella teglia a cuocere in forno. Allora, 10 minuti è giusto perché diciamo che diamo una doratura a queste polpette, perché sostanzialmente le verdure sono tutte cotte, per cui non necessitano di cottura, è giusto per dare per farle un po' diventare croccante, dai, così facciamo, cuore tenero e scorza dura, cuore tenero e scorza dura. Ecco qua, ne facciamo un bel po' che oggi li facciamo assaggiare a questi operatori. Così vediamo se anche loro hanno il cuore tenero e la scorza dura, non lo so. Vediamo un pochettino. Già come colore è bellissimo. Poi ragazzi, io credo che diciamo questo è un piatto promosso per quanto riguarda anche un fatto dietetico, un fatto di leggerezza, anche perché, ripeto ancora di più, non è nemmeno fritto, tra l'altro, che è al forno. Allora, io sto facendo queste porzioni grandi, anche perché 2 di queste ci siamo tolti il pensiero. Ovviamente voi, pure per non fare spaventare i bambini, potete fare anche delle polpettine più piccole. E perché no? Usarle anche per esempio in un antipasto, quando si fa una festa, Poi queste sono preparazioni che poi noi possiamo aggiustare come vogliamo. Facciamo, che ne so, facciamo una polpettina così, piccolina, vedete? Di questa dimensione, ecco qua. Si può tranquillamente mettere in un antipasto e quindi quando si fa un bel tavolo, quando si fa una festa, quando si fa un compleanno, e quindi è un modo simpatico anche di mettere queste verdure a tavola e nello stesso tempo un modo carino di presentarle, ecco qua, tutto qua. E ci siamo quasi, il forno è già acceso perché forno caldo, ovviamente nella teglia metteremo un po' di olio, ma giusto il tempo giusto quel poco che serve per non far attaccare la verdura poi alla teglia sostanzialmente. Ecco qua. Semplicissime, velocissime, non necessita di grossi ingredienti, quindi voglio dire non dobbiamo andare alla ricerca di chissà quale ingrediente particolare. Ecco qua.
Comunque ce ne sono aneddoti da raccontare quando ero piccola, Un pochettino sono stata un pochettino con la testa dura. Diciamo che sono stata una ribelle, va? E però io sono fatta così. Io dico sempre un po' anticonformista. Dico sempre se fosse stato il periodo delle... Se fossi nata nel periodo delle eresie, a me avrebbero sicuramente messo sul rogo, perché ho sempre stato un bastian contrario. Allora, ma non parliamo di me perché credo che non vi interessi. Prendiamo una teglietta, distribuiamo dell'olio qua sopra, sistemiamo le nostre. Sembra tanto l'olio perché qua c'è un buchino piccolino, non vi spaventate, però vedete è pochissimo. Ecco qua, è semplicemente il discorso del ca. Mettiamo le nostre polpette qua. Ve l'ho detto, è giusto un discorso di doratura perché le verdure sono già cotte, quindi non necessitano di cotture particolari o di tempi lunghi di cottura. Ecco qua. Non ci entrano, no, ci devono entrare per forza. Proprio tutt'al più, se proprio non c'entra nello spazio è stretto, noi cosa facciamo? La facciamo lunga, invece di farla rotonda, vedete? E così la mettiamo nel nostro spazio. Vedete? Perfette, messe così. Adesso andiamo ad infornare. Dieci minuti. Ecco qua, mettiamo anche il timer, giusto per ricordarci. L'unica cosa che, poi io perché voglio dire, sono così, a rigore, dopo 5 minuti, possiamo andare a girare diciamo le polpettine, perché io adesso per farle fare veloce le ho messe al piano terra, scusatemi, al piano basso del forno. Ovviamente dopo 3 o 4 minuti vado a controllare per vedere se si bruciano. Poi li giriamo e li facciamo fare dall'altro lato. È giusto per ottimizzare anche i tempi, visto che sono i tempi televisivi, purtroppo sono quelli, quindi non possiamo fare diversamente. E quindi non ci resta che organizzarci e ottimizzare il tempo il più possibile. Quindi vediamo un pochettino. Spero che questo piatto vi piace, perché è semplice, però vi assicuro che è molto gustoso. Sembra, sostanzialmente sono degli ingredienti sciapi, se vogliamo, la patata, la bieta, però il fatto che c'è l'aggiunta di quel parmigiano dà un profumo ed un sapore che ne vale veramente la pena. Ecco qua. Diciamo che parlando sono passati quei 2 minutini e mo aspettiamo e lo andiamo a rigirare. A forno tradizionale, a rigore se avete il forno ventilato si asciugano meglio, diciamo, però quella crosticina dovete in 10 minuti che si fa sopra e sotto ovviamente, perché se il forno è ventilato si fa automaticamente. Noi siamo proprio, ci prendiamo una forchettina, anzi con un cucchiaio per vedere sotto come sono, in modo che noi li rigiriamo e li facciamo fare dall'altro lato. Vediamo un po'. Ancora no. E allora, nel frattempo che si cuociono queste frittelline, patatine no, queste polpettine. Allora, com'è andato questo San Valentino? Avete fatto le mie ricette? O vi siete un po' allontanati dal seminato?
Spero tutto bene e sempre viva l'amore, ragazzi, non vi scordate. L'amore ovviamente allargato a tutti. Non è solo l'amore tra la coppia, tra gli innamorati, ma l'amore per la famiglia, per i genitori, per i figli, per i nipoti, per gli zii, per tutti. Perché ogni forma d'amore, diciamo, ha la sua importanza. Oggi purtroppo non abbiamo l'ausilio della nostra nutrizionista e vi assicuro che ci manca, perché comunque i suoi consigli preziosissimi, anche perché va a trovare quelle cose che noi magari sottovalutiamo o comunque a noi non ci passano inosservati, magari tante proprietà di questi alimenti che noi mangiamo tutti i giorni, che abbiamo sulle nostre tavole, tutte quelle chicche che lei ci propina che sono curiose, simpatiche e perché no, saperle ne vale la pena, insomma, ecco. Ci manca, ci manca. Io quando i tempi sono brevi, i tempi di cottura, ho sempre paura di perdere l'attimo e quindi rovinare tutto e quindi vado a controllare ogni secondo. Però come si dice, quando tu l'acqua controlli che bolle, non bolle mai. Ecco qua. Vediamo un po'. Cacio forno. Meno male che il forno era caldo, Ogni volta quando fai queste cose, soprattutto se poi devi presentarle a un pubblico fedele come voi, hai sempre paura di sbagliare e paura che diciamo, quello che si deve fare viene male ed è irrispettoso nei vostri confronti, perché noi vogliamo sempre darvi e farvi vedere il meglio. Ci siamo quasi, prendiamo il nostro piatto da portata. Ecco qua. Giusto un minutino. Cominciamo a mangiare più leggeri, visto che tra diciamo tutte queste feste che ci sono state, Carnevale, gli innamorati. A proposito, avete fatto i cavatielli con le cotiche e il maiale il martedì grasso? Per chiudere in bellezza, perché poi inizia la Quaresima, quindi dobbiamo tutti attenerci ad un regime alimentare un po' più leggero, quindi cerchiamo di fare il più possibile per cercare di, ogni tanto ce la mettiamo qualcosuccia un po' più ricca, diciamo, però cerchiamo di mantenere un'alimentazione il più possibile spartana, va? Diciamo così. Allora, togliamo le nostre polpettine. Che profumo, ragazzi! Mamma mia, nonostante tutto, hanno un profumo che... Ovviamente sono sempre morbide queste polpette, per cui... Ops. Ecco qua. Ecco qua, per farvi vedere un po'. Se stanno un po' di più, ops, mi stava cadendo. Se stanno un po' di più ancora meglio, nel senso che se, diciamo, io mo per tempi televisivi li ho dovuti togliere prima per farvi vedere un pochettino come sono, però se stanno un altro pochino in forno ancora meglio, perché la crosticina diventa più dura
e sono ancora più buone. Questa è quella lunga, ecco qua. La doratura è, ecco qua, giusto perché adesso io ve li devo far vedere, li ho tolti qualche minuto prima, però voi fateli stare qualche minuto in più, giusto per avere una doratura perfetta. Questo è il piatto, ragazzi. Un profumo c'è in questa cucina che è qualcosa di meraviglioso, dato dal fatto che in questa preparazione c'è il formaggio. Buon appetito e alla prossima!